Questa è la prima palestra che abbiamo aperto in Italia 6 anni fa a Verona, la McFit, la prima McFit che abbiamo aperto in Italia, e vogliamo ripartire proprio da qui, anche perché quindi era la prima palestra, vogliamo fare la prima apertura da qui a Verona. È stato un lavoraccio, diciamo, perché abbiamo dovuto spostare tutti i nostri attrezzi con più distanziamento, abbiamo dovuto acquistare naturalmente, mettere in regola tutto quello che serviva per seguire le normative, chiaramente. Allora io sono convinto e sono positivo, sono convinto che sia i nostri clienti che i nostri dipendenti hanno tutti un senso di responsabilità, di questo ne sono convinto. E sono anche convinto che non andrà avanti adesso una vita, ma ci sarà anche un fine di tutto questo. Quindi, secondo me, io sono positivo, torneremo di nuovo alla normalità, e come era anche una volta. Per adesso dobbiamo mantenere un pochino duro tutti e dobbiamo seguire le regole. E in questo momento bisogna fare più attenzione, sia anche giusto, e lo spero che tutti mantengano anche queste regole, ma non credo che cambia il modo di allenare. In questo momento no, ma forse se guardiamo in 10-20 anni in avanti forse sì, ma in questo momento non lo credo. È stato bellissimo come quando abbiamo aperto il primo centro fitness in Italia, quindi abbiamo questa emozione di nuova apertura e siamo felicissimi di poter ripartire, di dare di nuovo un posto di lavoro ai nostri ragazzi e soprattutto un posto per far allenare i nostri clienti. Vogliamo fare delle belle promozioni anche, ma le abbiamo un po' in sicurezza, è una cosa che non posso dire ancora adesso, ci stiamo preparando.